Sul compito di ringraziare in particolare il relatore, ma poi tutti los che sono venuti da questo convegno e hanno scritto a organizzare come mesa prosa alternative nazionali. Cari considerazione, è chiaro che in Sardegna va due culturas políticas in condiera tra esse. O una cultura politica endogena, nazionale, nascita in questa nazione, e una cultura politica esogena, anzena, venuta da ora, occupante del suo governo della Sardegna. In questa mesa e in questa assemblea oggi noi abbiamo dato occhio, abbiamo fatto esprimere la cultura politica nazionale, cioè la cultura di questo popolo e di questa terra, che lavora che è fissa di questa terra, lavora per il bisogno di questa terra, nasce dal bisogno di questa terra e lavora per il bisogno di questa terra. Sa della cultura politica, cosa che è esogena, che viene da ora, lavora per l'input che capita da ora, lavora per i partiti politici che esprimono in questa terra e in nome di queste scale governano. Cioè non governano che inviato, fino a se sono stato votato, che inviato o candidato, proposto da questa cultura politica e da questa espressione politica di questa terra, ma sono stato proposto al suo governo di questa terra, di questo popolo, da questi partiti, di una politica culturale che non ci interessa, che non è la nostra. E tanto, noi abbiamo un compito molto importante. Noi che siamo in questa mesa post-alternativa nazionale non siamo solo indipendentisti come qualcuno ha nato, noi siamo l'espressione di questo che i sardi hanno sempre desiderato, che qualcuno si sente proposto per creare una domo comune e non allocare tutti i che si intendono espressioni politiche, culturali, civiche di questa cultura politica nazionale della Sardegna. Questo noi siamo, non siamo solo indipendentisti. Le viene questa sigla che sono in cui sono dei primi inquilini di questa domo, noi non siamo solo indipendentisti, la domo che queremos freicare è una domo del comune, una domo comune, in cui tutti quanti possiamo entrare e nessuno va che compita e nessuno va che ha che mere. Cioè, noi non siamo scombitati a nessuno di entrare in domo comune. Ah no, vogliamo solo che la domo comune beste. Poi chi chiede entrare entra, non va né merese e né incombitato, né merese né ospite. Se non partiamo dai, non parliamo all'occhio, ma non è importante che Dadea o Ottavio siano indipendentisti, ma il problema è questo, non è un problema, sono tutti gente che a noi che hanno ancora sul venidore di questo popolo, di questa terra, e tanto tutto quanto possiamo lavorare pare. Così non riusciamo a stappare questa dimensione e non riusciamo a fare il sistema, sul sistema che non è governante oggi. Cosa vi resta a secolo? Nessuno lo muove. O nos ponemos pari, non ha importanza che uno sia indipendentista o no, ma l'importante è che siamo pro un progetto politico comune di fare che saremo pari, non che lo toccano mai. E poi veniamo a non lamentare che le cose non funzionano, ma non funzionano che noi non siamo pure, una parte della responsabilità l'abbiamo noi, che noi non siamo stati in grado di non proporre a governare questa terra. Bene, io penso che la maniera che abbiamo proposto oggi di operare, cioè questo di toccare lo tema in ambito di cultura politica nazionale sarda, sia questa maniera giusta. E oggi abbiamo toccato la sanità, l'altra lì abbiamo toccato l'istatuto regionale.
prossimamente vamos a toccare sul bene demaniale della Sardegna, sul bene indisponibile della Sardegna e altri temi. Vamos a toccare di scuola, vamos a toccare occupazione, lavoro, vamos a toccare diversi temi, tutto in questo ambito di espressione culturale. Insomma, noi non queremos aggiungere nulla a Salavagna, a questa storia e solo. Noi queremos scrivere la storia nostra, fitiana e prossima, futura, in una lavagna tutta nostra. Questa della forza dell'aggregazione invece che della divisione. Io credo che un elemento centrale sia proprio quello che l'aggregazione si trova intorno ai problemi. Quindi questo salto di qualità anche nell'incontro tra di noi, che politicamente siamo diversi, è un elemento estremamente importante di aggregazione, perché l'aggregazione è quella che ci è mancata finora. Cioè, se noi dobbiamo fare una manifestazione di popolo a Cagliari, la dobbiamo fare aggregando, non mettendoci tutti sotto un'unica bandiera, che non è possibile. Ma se noi ci aggreghiamo intorno ai problemi, sì, quella bandiera certo, quella lì. Ma se noi ci aggreghiamo essendo portatori di problemi in comune, perché siamo coscienti dei problemi che ci accomunano, noi sì che ne portiamo gente. E la proposta che io faccio, poi Claudia risponderà, è che secondo me occasioni di approfondimenti, di incontri, di discussioni, in cui i problemi della società sarda vengono messi in piazza con il contributo di tutti. Oggi abbiamo sentito questo straordinario contributo dalla signora Marcella, ma i contributi di specialisti. Noi abbiamo bisogno di conoscenza, noi abbiamo assoluto bisogno di conoscenza, perché con la conoscenza noi ci aggreghiamo. Se invece lanciamo slogan senza conoscenza, dividiamo. Questo è il problema fondamentale che noi abbiamo. E allora, ecco perché a me fa particolarmente piacere il tuo intervento di oggi, perché noi ci conosciamo da 40 anni, io ho sempre rispettato la tua coerenza e la tua, come dire, incorruttibilità. Il problema vero è che noi dobbiamo discutere della situazione attuale per poi decidere come risolvere questa situazione attuale. Per cui io posso anche ragionare sul fatto che l'indipendentismo possa essere l'ultima soluzione, visto che non ci sono soluzioni intermedie, ma posso anche ragionare sul fatto che lungo strada posso trovare altre soluzioni. Ma questo è un altro problema successivo all'analisi della situazione attuale che crea a me come a te, anche se politicamente siamo diversi, la stessa difficoltà. E questo è il problema su cui ci dobbiamo aggregare, il tentativo di soluzione delle difficoltà di fronte alle quali ci troviamo, che è l'unica cosa che ci può aggregare. Adesso Claudia deve fare una proposta. Io innanzitutto vorrei ringraziare tutti perché oggi anche sabato mattina non è facile di sabato restare incollati alle sedie su un tema seppur di questa portata, però vorrei anche dire che ho apprezzato molto la chiusura di questo convegno con l'intervento di Bustiano Composto di grandissima apertura, e questa è una cosa meravigliosa. Bustiano, ci tocca da fare, e l'intervento di Ottavio, quindi il convegno si chiude molto bene, ma questa non è una chiusura, questo vuole essere l'inizio o la prosecuzione di un percorso che ci veda rigorosamente radicati nei territori. E come diceva anche Gisella, le cose peggiori sono quelle che avvengono nei territori dimenticati, di cui non si rileva la gravità e l'entità di questi problemi. Quindi noi continueremo con le nostre battaglie, a dirla tutta non ci siamo mai fermati e proseguiremo. Vorrei anche dire che a Luigi Pisci di ISIRI, della rete dei comitati, che lui sicuramente ha portato con sé una traccia che non è da leggere perché è lunga, però è un documento, diciamo, di proposte nate nei territori da
consegnare alle istituzioni. Questo è stato già fatto ed è stato fatto in un incontro, perché poi noi con le istituzioni ci vogliamo collaborare. Io gli ho anche detto al Presidente Ganau che noi vogliamo collaborare, consapevoli che loro non sono adeguati a trattare certi temi, quindi li vogliamo aiutare. Questo documento il Presidente Ganau ce l'ha, se l'è dimenticato, e quindi come proseguirà adesso la giornata di oggi? Rilanciando quel documento e organizzando ulteriori lotte d'appoggio a questa causa. Grazie. Allora, grazie a tutti, magari potremmo organizzare un incontro di questo tipo distribuite sul territorio, perché a me piacerebbe molto andare a parlare a Isili dei problemi della realtà di Isili, così come se andiamo a Muravera e ci rendiamo conto di che cosa vuol dire fare quella strada, probabilmente riusciamo a capire di più di che cosa stiamo facendo.